Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Naufragio di migranti al largo di Lampedusa, 6 morti e 40 dispersi, il racconto dei superstiti caduti in acqua per il mare agitato. Lutto cittadino ad Adrano per la morte di 3 braccianti agricoli, il grave incidente stradale potrebbe essere avvenuto per lo scoppio di uno pneumatico. Il porto di Catania crocevia di un imponente traffico di cocaina proveniente dal Sud America, 6 arrestati, sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro. All'ASP di Trapani arrivano gli ispettori del Ministero della Salute, iniziate le audizioni per scoprire le responsabilità dell'enorme mole di ritardi nei referti. 2 appartamenti a fuoco a Priolo, tonnellate di rifiuti e plastica dati alle fiamme nella zona Faro Biscari di Catania, la colonna di fumo nero visibile da tutta la città. Calcio, Dionisi almeno per il momento resta alla guida del Palermo, manca il sostituto e la società riflette sul suo esonero. Serie C, il Catania dopo i 6 risultati utili consecutivi punta il Crotone per la svolta decisiva. Bentrovati, in apertura dobbiamo raccontarvi l'ennesima strage di migranti in mare, una tragedia. Sono riprese stamattina le ricerche dei dispersi, 6 finora i cadaveri recuperati, 10 invece i superstiti. Tonino De Mano. 6 cadaveri recuperati, 10 superstiti che ricorderanno a lungo la traversata dell'orrore ed un dramma dell'immigrazione che non conosce fine. Il canale di Sicilia si conferma crocevia di morte, con le coste siciliane miraggio per chi cerca di approdare in Europa, lasciandosi alle spalle guerre, fame e miseria. Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno sbarcato a Lampedusa i 10 superstiti di un naufragio che sarebbe avvenuto in più riprese e 6 cadaveri, tutti uomini, già portati alla camera mortuaria del cimitero. Al largo dell'isolotto di Lampione, le motovedette hanno primo soccorso un gommone semiaffondato sul quale c'erano 6 uomini e 4 donne. Subito dopo lo sbarco al Molo Favarolo, 2 naufraghi sono stati portati al poliambulatorio e poi trasferiti all'hotspot. I migranti hanno riferito di essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, Tunisia, con un gommone. Dopo meno di 24 ore di navigazione, mentre erano in acque internazionali, molti migranti sarebbero caduti in acqua, forse a causa del mare agitato. Se il racconto dovesse essere confermato, a conti fatti, all'appello mancherebbero una quarantina di persone. C'è un testimone nel gravissimo incidente stradale costato la vita a 3 braccianti agricoli di Adrano. Secondo il suo racconto, lo schianto potrebbe essere avvenuto per lo scoppio di un pneumatico. Intanto nel grosso centro del catanese è il lutto cittadino. Luca Ciliberti. Potrebbe essere stata una tragica fatalità, il che escluderebbe la distrazione, l'alta velocità o il sorpasso azzardato. C'è un testimone nel drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 194 nei pressi dello svincolo Cannellazza Carlentini nel Siracusano, in cui sono morti 3 braccianti agricoli di Adrano che erano a bordo di un minivan finito contro un furgone cassonato. Si tratta di un avvocato di Siracusa che negli istanti precedenti all'impatto, poco dopo le 14, si trovava in macchina appena dietro il furgone. Il testimone ha raccontato che il mezzo ha cambiato bruscamente direzione spostandosi sulla sinistra e invadendo la corsia opposta a causa dell'esplosione di una gomma, per cui il conducente ha perso il controllo del mezzo. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro di quel che resta dei 2 mezzi coinvolti nell'impatto. Le vittime sono tutte di Adrano. Rosario Lucchese, 18 anni, aveva cominciato a lavorare come bracciante agricolo solo da qualche giorno. La compagna è in attesa di un bambino. Salvatore Lanza, 54 anni, il figlio, ex bracciante agricolo qualche anno fa, come il padre, è rimasto vittima di un incidente stradale che lo ha lasciato invalido, costringendolo ad emigrare in Germania in cerca di lavoro. E infine Salvatore Pellegriti, 56 anni. Con altri 6 colleghi stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro per la raccolta delle arance a Francofonte per conto di una ditta di Adrano. Il comune ha proclamato 2 giorni di lutto cittadino. La vita non solo dei nostri concittadini che non ci sono più, ma il DNA di questa città è fondata su questo modo di vivere. L'incidente riapre il tema delle condizioni di lavoro dei braccianti agricoli costretti a sacrifici enormi per portare a casa un tozzo di pane. I braccianti che si alzano la mattina alle 5 affrontano una strada pericolosissima, diverse strade della morte e poi non si sa se si ritirano a casa come abbiamo visto ieri. Ore drammatiche per i lavoratori in Sicilia. Nell'isola infatti si sono registrate altre 3 morti bianche, una a Monreale, una a Caltanissetta e un'altra ad Augusta.
Acque agitate tra i dipendenti dell'STM dopo la manifestazione di ieri a Palermo. C'è la volontà del ministro Urso di un incontro a Catania nei prossimi giorni. Tonino De Mano. L'industria siciliana non può sparire! Presidente, è un settore strategico la microelettronica! Da Catania a Palermo per ottenere un incontro a Catania. La manifestazione di lavoratori e sindacati organizzata davanti a Palazzo d'Orléans sulla vicenda ST Microelectronics ha sortito i primi effetti con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha convocato una riunione per venerdì 28 marzo presso il comune di Catania. La decisione è arrivata dopo le richieste del sindaco Trantino e del presidente della regione Schifani e delle sigle sindacali. L'incontro, al quale parteciperà anche l'azienda, sarà l'occasione per discutere sulle problematiche attuali e creare soluzioni condivise alla luce anche della cassa integrazione per 2.500 lavoratori del sito etneo. E non mancano le preoccupazioni esternate e gridate a gran voce sotto la sede della presidenza della regione. Abbiamo bisogno di certezze e chiarimenti, dobbiamo uscire da questo limbo. Non sappiamo nemmeno il futuro che si preventivava abbastanza roseo per la nostra azienda, invece oggi il futuro è più incerto e quindi siamo parecchio preoccupati. Adesso invece l'azienda si presenta alle parti sindacali annunciando un piano di risparmi. Chiaramente noi non ci stiamo. E non si è fatta attendere la replica dei sindacati all'incontro convocato a Catania dal ministro Urso. La riunione, si legge in una nota congiunta, sarebbe proprio per il 28 marzo in corrispondenza dello sciopero di categoria per il rinnovo del contratto nazionale. Le organizzazioni sindacali tornano a chiedere la convocazione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy al fine di garantire la presenza del gruppo nella sua interezza, come da richieste precedenti. Fiumi di cocaina dal Sud America arrivavano in Sicilia via mare al porto di Catania per poi essere smistati in tutta Italia. Centinaia di chili nascosti all'interno di container carichi di frutta. Le indagini dei finanzieri sono partite dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, esponenti di spicco dei clan mafiosi degli Strano di Montepo e dei Cappello di Catania, che hanno indicato il porto etneo come punto di snodo di una intensa attività di narcotraffico dove operavano affiliati al clan Pillera Puntina. 6 le persone arrestate e sequestrati denaro e beni per un valore complessivo di 7,7 milioni di euro. Alla fine sono arrivati all'ASP di Trapani gli ispettori inviati al Ministero della Salute che, dopo quelli regionali, dovranno accertare le responsabilità sul caso dei ritardi nelle diagnosi di centinaia di pazienti. Manlio Viola. Sono arrivati alla direzione generale dell'ASP di Trapani gli ispettori sanitari inviati dal Ministero della Salute per indagare sul caso dei 3.308 esami istologici rimasti nei cassetti senza essere refertati. Il caso è esploso dopo la denuncia dell'insegnante di Mazzara del Vallo, Maria Cristina Gallo, di 56 anni, che ha dovuto attendere 8 mesi l'esito dell'esame. Sulla vicenda indaga la procura di Marsala, così come quella di Palermo indaga sulla morte di un altro paziente, di Partinico, che attendeva ancora il referto. Ormai è acclarato che erano circa 170 quelli tumorali positivi diagnosticati con mesi di ritardo. Si tratta della seconda ispezione. Nei giorni scorsi era stata conclusa quella degli inviati della Regione, secondo la cui relazione sono almeno 7 le omissioni, fra cui gravi carenze gestionali che hanno portato alla sottovalutazione del problema. Ma c'è anche una classe medica dell'ASP che lavora davvero troppo poco. In base alla relazione regionale, Schifani avrebbe avviato un'opera di convincimento verso il manager Ferdinando Croce, puntando alle sue dimissioni per evitare una lunga procedura di rimozione. Ma l'ex vice capo di gabinetto dell'assessore Ruggero Razza è difeso da Fratelli d'Italia e non intende dimettersi e conta proprio sulla relazione ministeriale per riequilibrare la situazione. Gli ispettori del Ministero infatti non si limiteranno a Trapani, la loro visita riguarderà anche Palermo per verificare se l'allarme che era stato lanciato a luglio scorso dall'ASP trapanese sia veramente caduto nel vuoto e se ci siano responsabilità anche da parte del controllore regionale. Tantissima paura ieri sera a Priolo Gargallo, nel Siracusano, dove è divampato un incendio in una palazzina. Vediamo le immagini con Francesco Aloi. La palazzina adesso si presenta così, ma in via delle Cave a Priolo Gargallo si è sfiorata la tragedia. Il terrore vissuto nel primo pomeriggio traspare da questo video, pubblicato sui social. La furia delle fiamme e la densa colonna di fumo hanno fatto temere il peggio. Ma per fortuna nessuno si è fatto male, solo danni materiali. Tutto sarebbe stato causato da un cortocircuito. Un cortocircuito qua nella linea, no? Devono fare la perizia.
Lui abita qui, una palazzina di 2 piani con 2 appartamenti. Distrutto questo basso, salvi invece i piani superiori. La sala sotto, la facciata, qualche infisso là, climatizzata, quello che si vede. No, dentro per fortuna niente. Ma qui sotto cosa c'era? Un garage? Una sala dove veniva mio figlio qua con la batteria. Intanto queste immagini stanno diventando virali. Tonnellate di spazzature plastica abbandonati per strada sono stati dati alle fiamme nella zona del Faro Biscari a Catania. È stata evacuata anche una scuola. Sentiamo. Una colonna di fumo alta e densa visibile da tutta la città per un vasto incendio di rifiuti e materiale di scarto che per ore ha tenuto impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine impegnate a disciplinare il traffico e ad occuparsi anche dell'evacuazione della scuola Dusmet Dorie di via Playa. Mattinata infernale a Catania dove ignoti hanno dato alle fiamme tonnellate di spazzatura accatastate in diverse fabbriche dismesse, divenuto ormai terreno di nessuno e da sfruttare per scaricare materiale di ogni tipo. Fumo nero generato dall'alta quantità di pneumatici, plastica, paraurti, cruscotti di auto e guaine lasciate dagli immancabili predatori di metalli. Aria resa irrespirabile dalle fiamme che hanno indotto i carabinieri a fare evacuare una scuola distante in linea d'aria poche decine di metri. Abbiamo chiamato tutti i genitori in modo che i bambini potessero tornare a casa. Il plesso verrà chiuso chiaramente per motivi di sicurezza. È un piano di evacuazione ordinato? Sì, certo. Noi facciamo delle prove ogni anno. Genitori e nonni che accorrono a scuola. Ho chiamato mia figlia di prendere il bambino perché aveva scoppiato con un incendio. Con mia figlia lavorare non poteva venire, mi ha chiamato me a prendere mio nipote. Tanta la paura. Certo, un motivo c'è. Indagini sono in corso per risalire agli autori dell'incendio. Pochi giorni fa avevamo documentato anche noi la discarica in via dello Strettoio denunciando la sua pericolosità. Purtroppo siamo stati profeti inascoltati. A Gela, dopo anni di denunce e sequestri, è arrivato l'ordine di bonifica. Sentiamo con Gerry Italia. Un'immensa discarica a cielo aperto a pochi metri dalla strada tra serre, agriturismi e aziende agricole. Una ferita aperta nel territorio d'Acate dove da anni si interrano rifiuti di ogni genere, eternit, fitofarmaci, reti da pesca, pezzi di barca e persino documenti provenienti dalle ASP di Catania e Siracusa. Tra i rifiuti più insoliti anche balle di carta triturata che sembrerebbero essere banconote mandate al macero. Rifiuti che lì non dovrebbero neanche esserci, abbandonati in un'area che ospita alcune delle più grandi aziende florovivaistiche della zona e pozzi di acqua utilizzata per irrigare le serre. Questa discarica era stata sequestrata 4 anni fa dopo le denunce del Comitato Terre Pulite, ma lo scarico abusivo non si è mai fermato. Oggi finalmente qualcosa si muove. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie, rispondendo all'ennesimo sollecito, ha effettuato un sopralluogo e ha stabilito l'alta pericolosità del sito, imponendo al sindaco di Acate un'immediata bonifica che consente alle autorità di proseguire con le indagini. Trattasi di un fosso profondo circa 10 metri, forse anche di più, scavato probabilmente con enormi mezzi meccanici. Considerate che all'interno di questo fosso giacciono da più di 3 anni rifiuti speciali non bene identificati, ma che certamente hanno una tossicità elevatissima. In questi 4 anni la natura, giustamente e legittimamente, oserei dire io, si è riappropriata del proprio territorio, per cui ha coperto questo enorme fosso con un manto verde, per cui il pericolo è assolutamente celato. Le indagini dovranno chiarire chi ha trasformato questa terra in un'enorme discarica abusiva e se il problema riguarda anche altre zone del territorio. Intanto la comunità attende risposte e soprattutto garanzie che questo scempio non si ripeta. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra pochissimo. Disagi a Messina per la chiusura del mercato Vascone in ristrutturazione, tanti problemi nella nuova location. Francesco Triolo.
8 mesi di chiusura annunciata per il mercato Vascone di Messina, uno dei mercati più importanti della città. Una soluzione tampone con le attività spostate nel parcheggio di fronte, ma al primo giorno di lavoro in esterna ecco il primo problema: un disguido con Enel che non ha provveduto all'allaccio della corrente elettrica per le attività. Naturalmente senza corrente elettrica è stato impossibile montare i frigo che contengono la merce deperibile, soprattutto il pesce e la carne. Così questa mattina sono state tante le baracche che non hanno potuto aprire la propria attività. La luce è la cosa essenziale per poter lavorare tutti, appunto per questo ci eravamo mossi in tempo andando nei centri Enel per fare i contratti. Ieri sera l'Enel ci chiama dicendo che purtroppo i contratti devono essere tutti annullati. Momenti di tensione quindi sul posto l'assessore al commercio Massimo Finocchiaro, che ha incontrato gli esercenti prospettando loro una soluzione a breve termine. I nostri uffici con la nostra ditta di pubblica illuminazione, con la nostra ente di erogazione risolverà il problema in 48 ore. Cosa si può fare? Risolveremo il problema in 48 ore, faremo quello che doveva fare Enel, lo faremo noi direttamente con la nostra ditta di pubblica illuminazione, con la nostra fonte di erogazione. E adesso parliamo di teatro, parlare d'amore coniugando astrologia, psicologia e comicità. Lo fa lo spettacolo del comico e scrittore palermitano Giuseppe Sorgi. Si chiama Io Vergine, Tu Pesci, un one man show molto divertente e sconsigliato ai permalosi. Eva Spampinato. Arriva la Vergine, si trova il sex toys elettrico che fa dai, no, la Vergine. Nessuno ci crede, ma tutti lo leggono. L'oroscopo è un argomento che appassiona e divide. L'astrologia, una disciplina antica e affascinante. Se associata al mondo dell'eros, poi il gioco è fatto e le freddure servite. Acquario, il segno dei sex toys. L'acquario che su tutti i libri trovate il segno naturopata, il segno new age, che ha i chakra. È quello che fa lo spettacolo del comico e scrittore palermitano Giuseppe Sorgi, Io Vergine, Tu Pesci, il 21 marzo al Teatro Ambasciatori di Catania e il 22 al Golden di Palermo. Parlare d'amore coniugando astrologia, mitologia e comicità. Il grande psicologo Carl Gustav Jung, con disprezzo di Freud, sosteneva che ad ogni segno corrispondessero delle pulsioni psicologiche. Ecco, quali? Lo spettacolo è tratto dal suo omonimo libro e Sorgi lo presenta per la prima volta in Sicilia dopo aver collezionato 28.000 spettatori nei teatri di tutta Italia. Noi affronteremo questo viaggio con molta ironia. Infatti è uno spettacolo sconsigliatissimo alle persone permalose. Tra una battuta e l'altra lo show mette insieme le suggestioni dell'astrologia con la profondità del mito. Sullo sfondo un'analisi psicologica seria dei caratteri legati ai segni zodiacali attraverso cui il pubblico si identifica. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. Eccoci al calcio, sembrava ormai fatta, invece rebus in casa a Palermo sul futuro di Alessio Dionisi. Ieri sembrava certo l'esonero dell'allenatore, ma al momento mancherebbe il sostituto. Ecco perché la società prende ancora tempo. Sentiamo gli aggiornamenti con Marco Gullà. Alessio Dionisi resta sulla panchina del Palermo, almeno per ora. Nonostante il lungo confronto tra Palermo e Manchester, la società non ha ancora deciso di esonerare il tecnico. Dopo la sconfitta in rimonta contro la Cremonese da 2-0 a 2-3, le riflessioni sul possibile cambio sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e anche nella mattinata di oggi. Ma la situazione è rimasta invariata. Il club e il City Football Group hanno valutato attentamente le alternative, ma senza trovare un accordo su un eventuale sostituto. Andrea Azioli, contattato ieri, ha detto no. Molti allenatori non sono convinti dalla durata dell'incarico, ovvero fino al termine della stagione. Beppe Iachini, invece, avrebbe dato il suo assenso, è disponibile ad allenare fino a fine campionato. Per quanto riguarda gli altri allenatori sondati, Vivarini e Aquilani sono scesi nell'indice di gradimento. Liverani e De Biasi sono rimasti sullo sfondo. Le call, le interlocuzioni e soprattutto gli scambi di informazioni con i rappresentanti del City Group proseguono in maniera serrata, ma al momento nulla è escluso. Domani intanto la ripresa degli allenamenti a Torretta. Chi ci sarà a guidare la squadra?
I 6 risultati utili consecutivi lanciano il Catania verso il finale di stagione. Domenica contro il Crotone, quarto in classifica, ulteriore verifica. Marco Carli. 6 risultati utili consecutivi da una parte, 4 dall'altra. Catania-Crotone, lunch match della prossima domenica, è una partita di peso che potrà ulteriormente dare il senso dei progressi rossazzurri. Già perché i calabresi nell'ultimo mese hanno collezionato 3 vittorie e un pari e l'ultimo scalpo si chiama niente meno che Cerignola. Longo ha fatto un bel lavoro dopo un inizio difficile e contro Murano, Gomez e soci il Catania si ritroverà davanti un test probante, a cui arriva reduce dal momento migliore della stagione, con la società che nel frattempo prova a programmare il futuro, con Zarbano in cima alla lista come direttore generale. Intanto c'è il campo, ci sono i risultati e quella voglia che accomuna entrambe le squadre che si affronteranno domenica al Massimino: arrivare ai playoff nel miglior modo possibile. Toscano lo ripete come un mantra e allora si coccola i ritorni e li tutela, come fatto con Stoppa nel derby, e magari immagina la qualità che lui insieme a Jimenez e Dal Monte possono dare al gioco etneo, condita dagli strappi di Lunetta, un lusso che finora era rimasto solo sulla carta, il tutto in attesa di inglese. Il Catania viaggia verso il rush finale, il Crotone dirà già se la velocità di crociera presa nelle ultime gare può diventare una costante fino alla fine. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento alle 14, adesso c'è la rassegna stampa con Lorena Dolci. Grazie per l'attenzione e buona giornata.